brum. Amici bellini, i rumori di mercato sono i rumori di cui uno, sai, i rumori buoni, quelli che poi ti fanno sognare oppure ti tolgono tutte le speranze perché poi alla fine non riguardano noi. Ci siamo, è arrivato il giorno della verità, quindi cominciamo. Allora, amici bellini, come vedete è infuocato le ultime ore del mercato. E che è successo? Ah, ho capito. E gatti che... Ha firmato, ma non per noi, non per l'Inter, non per il Torino, ha firmato per la Juventus. Fatemi togliere sta roba perché sennò veramente... Ok, facciamo la cosa. Siamo tifosi, siamo proprio degli ultra fino alla fine. Che vi devo dire? Voi perdonerete il fatto che io non abbia fatto video in questi 2 giorni, ma veramente oltre a uno short simpatico, ironico, insomma, perché questa era la strategia. Non c'era altra possibilità di mettere niente sul piatto, tra soldi, tra trattative, tra altri giocatori oppure tra rapporti che magari favoriscono certi tipi di soluzioni. Non c'era niente da fare e quindi tutti quei siamo ai dettagli, Tagliafico ci siamo, per Oliveira è fatta, per quell'altro, e adesso escono altri nuovi vice Insigne, eccetera eccetera. Noi dobbiamo registrare un immobilismo al di là di Tuanzebe, che era obbligatorio visto la cessione prematura di Manolas, ricordiamo, venduto prima dell'apertura del mercato, un po' come abbiamo rinunciato ad Insigne anche prima del tempo, però ce lo ritroviamo. Adesso lui si sta sicuramente allenando bene e finirà bene con noi, però Oluamo su Capil, sì, meglio toglierlo perché non è il caso. Ecco, meglio togliere queste cose. E niente, dobbiamo registrare i movimenti più che altro delle nostre competitors, perché noi speriamo che il Napoli... Lasciate un like di speranza, e la speranza è che questa squadra che abbiamo visto tra alti e bassi fare delle cose ottime e delle cose meno buone, la nostra speranza è che col recupero di tutti, magari con meno positività dell'ultimo momento e magari meno infortuni, uno con questa squadra può fare il percorso che deve fare per non avere un ridimensionamento effettivo di quelli che sono gli obiettivi, perché alla fine il fatturato non cresce, quindi tu sei legato assai a doppio filo agli introiti della qualificazione Champions, non per fare chissà quale qualificazione Champions, però per poter rinnovare un pochino la squadra, visto che uno non è che vuole niente, uno non è che Mbappé va al Real Madrid, voglio dire, non è che chiediamo quello, però chiediamo almeno, ci aspettiamo almeno, non pretendiamo, ma ci auguriamo, ci auspichiamo che si sostituiscano bene i giocatori che poi, essendo in scadenza, a quanto pare, visto che non si è fatto nessun tipo di discorso di rinnovo, almeno di sostituirli bene, e sappiamo quali sono. Abbiamo Ospina, abbiamo Malquit, abbiamo Gulam, abbiamo Mertens, perché oggi è il 31 gennaio e quindi forse la cosa più importante del 31 gennaio non è la fine del mercato. Io anticipo anche il video di qualche ora, perché che cosa può succedere in queste ore di mercato? Al massimo sto leggendo di un Castiglieco che va alla Sampdoria, ma è difficile che ci siano colpi che ci riguardano in effetti. Io lo faccio pure prima, un po' per dire, sai, esce sicuramente una notizia clamorosa che mi costringe a fare un altro video. Di solito succede così: quando mi decido a fare il video, editing, vado a caricarlo, esce una notizia, gli amici bellini sul gruppo di Telegram me la dicono e dico vabbè, troppo tardi, aggiorno il titolo e faccio un commento sotto. Di solito, ecco perché anticipo pure un pochino prima, anche perché secondo me non succederà niente, ma questa è l'unica chance che abbiamo, e soprattutto perché San Siro
San Siro, e secondo me la cosa più importante di queste ore non sono i movimenti di mercato, ma sono le storie di Ciro Mertens, dove fanno il baby shower, dove insomma veramente, forse veramente questo ci fa il regalo, perché è un regalo a noi, è un regalo a noi di appartenenza, di unione completa, finale, indissolubile, perché tantissimi giocatori, non solo del Napoli, anche di altre squadre. Mi viene in mente il discorso fatto da Gosens, ecco, che ringrazia i tifosi dell'Atalanta e dice: mio figlio, mia figlia, non ho capito bene, è nato comunque a Bergamo, quindi sarò sempre legato. Capita un po' a tutti i giocatori che quando giocano in queste squadre sono nell'età anche fertile per figliare e quindi sono sempre legati, le solite frasi fatte. Quando un bambino nasce in questa città resti comunque legato, ma se lo chiami, se gli dai un nome di battesimo che è quello che noi abbiamo dato al papà, per una questione di affetto, in maniera completamente organica e naturale, è un regalo che ci ritorna, che ci fa a noi, e quindi esisterà un Ciro Mertens che in un domani fantasioso potrebbe essere un giocatore di calcio, e potrebbe addirittura, vedi, Mertens guarda avanti, Mertens addirittura dice: Napoli, prenditi anche mio figlio, facciamo un contratto generale. È bellissimo, è romantico, è sfizioso, e ci lascia immaginare un futuro diverso. Però noi dobbiamo invece registrare quelli che sono stati i movimenti che ci possono dare delle difficoltà in campionato, perché poi il mercato di riparazione non c'era niente da riparare. Speriamo, nel senso, come vi ho detto prima, speriamo che quelli che stanno overperformando continuino ad overperformare. Parlo di Mario Rui, parlo di Gulam quando verrà chiamato in causa, speriamo che regga. Parlo di Lobotka che ci ha fatto vedere cose bellissime, addirittura si parla di rinnovo, e qualcuno nel rinnovo di Lobotka ci vede anche una cosa, come a dire: attenzione a Fabian, perché poi mi si è parlato di Nandez, ma quando mi si è parlato di Nandez poi sono uscite notizie di Torino, e poi di Torino addirittura di Juventus, non si sa se riusciranno a farlo, ma ci stanno provando seriamente, molto più seriamente di quanto non ci abbia provato il Napoli, ma anche perché veramente non ne avevamo bisogno per adesso. Diverso il discorso se si pensa a giugno, visto che si sentono rumors su Fabian, si sentono rumors su Osimhen, e là dobbiamo mettere in discussione tutta una serie di discorsi, e quindi se ti interessava Nandez è probabilmente più per sostituire lui che non per altro. Però quindi non abbiamo, va bene, non abbiamo niente da riparare, benissimo. L'idea che devi essere competitivo fino alla fine ce l'abbiamo, no? Nel senso, dobbiamo mantenere un livello alto. Facciamo conto che tutto va benissimo, è una speranza, un ottimismo che molto spesso nel Napoli non ha pagato, dobbiamo essere onesti, perché poi succede l'imprevisto e ti trovi impreparato. Però speriamo bene, noi non possiamo fare altro che sperare bene, anche perché possibilità non ce ne sono. Tutte queste offerte, offertucce, rumors eccetera eccetera, vediamo se sono effettivamente reali, perché Spalletti è stato chiaro l'anno scorso, rispetto all'anno scorso non ci sono state offerte, e quindi il Napoli è rimasto assolutamente bloccato nel mercato, anche in uscita. Se ci sono offerte adesso, perché vuol dire che stiamo giocando bene, che stiamo rivalutando anche dei giocatori, qualcosa si dovrà muovere per poi vendi uno, compri due, nel senso, ne vendi uno bene e riesci a mettere due pedini. Era il mercato di riparazione anche per l'Inter non ha niente da riparare, si confermano ad altissimi livelli, ma pensano anche al futuro e si vanno a prendere un Gosens che magari adesso è infortunatello, ma te lo ritrovi, e quindi già stai sostituendo un Perisic quando sei pieno di esterni. Ma il gioco di Insigne, il gioco di Inzaghi è fatto sugli esterni, quindi devi essere pronto e preparato. Però mettono anche un colpo per Loggi, che è Caicedo, che ti serve per quegli ultimi minuti per far rifiatare una delle punte. Bisogna fare tanto di cappello all'Inter, tanto di cappello alla Juventus, perché l'operazione Vlahovic è risonante e quindi fa parlare tutti i giornali. Sicuramente hanno un problema di sterilità in attacco che provano a risolvere
con l'acquisto del capocannoniere. Poi tutti i discorsi del lo puoi fare, te lo puoi permettere, da dove sono usciti i soldi, li abbiamo già sviscerati, li abbiamo capiti. È più clamoroso che l'uscita di Betancourt e dell'altro e di Kulusevski. È più clamoroso quello che non l'acquisto di Vlahovic. Io l'acquisto di Vlahovic me lo posso anche aspettare. Quello invece mi sembra quasi una continuazione di un discorso Paratici, cioè, tu vai là e se ti serve poi prendi da roba nostra, eccetera eccetera. Conte l'allenatore, ma insomma lascia il tempo che trovi. Il colpo vero lo fanno a centrocampo, perché Zakaria a quei soldi, a quella spesa, è un colpo straordinario. È un colpo straordinario, quindi in una botta sola si liberano di esuberi, recuperano soldi, anticipano i soldi che non hanno nemmeno, che avevano stabilito per 3 anni, eccetera eccetera, li reinvestono immediatamente e probabilmente aumentano a dismisura le chance di avere più soldi per la qualificazione Champions. Io ho detto una cosa agli amici bellini del gruppo Telegram: nel momento in cui Zakaria diventa ufficiale, io do la Juventus per qualificata ufficialmente alla prossima Champions League. E qua, come vi ho sempre detto da inizio campionato, ce la giochiamo io e tu, cioè noi e l'Atalanta per quel posto che resta. C'è da considerare il Milan, che adesso ha una partita delicata con l'Inter, perché è il derby e quindi è una partita delicata, che non è riuscito ad essere molto attiva. Hanno preso un giovanissimo, si è parlato di Renato Sanchez ma se ne è parlato per giugno, pare che comunque non ce la facciano con l'ingaggio. E quindi il Milan mi sembra in una situazione molto simile alla nostra, anche come classifica, anche come punteggio, come andamento altalenante, ottime cose e cose meno buone, non tanta possibilità o voglia di fare mercato in questo momento. Quindi attenzione al Milan, è una speranza più che una previsione che anche il Milan possa avere delle difficoltà e dei contraccolpi da questo mercato abbastanza immobile. Atalanta invece certo rinuncia a Gosens, però prende Boga, prende un altro esterno dal Parma, che è un'altra di quelle scommesse che l'Atalanta di solito vince. Dobbiamo vedere che cosa si fa, però sappiamo anche che l'Atalanta ha un rendimento nel girone di ritorno sempre di altissimo livello e quindi attenzione lì. Poi la Roma ha fatto il mercato di gennaio in anticipo, mettendo dei giocatori e facendoli giocare subito, come Oliveira, come Niles, e quindi stanno cercando di recuperare qualcosina. La Fiorentina risponde a quello che perde con Cabral e ci siamo. La Lazio anche così e così, si parla di ultimi tentativi last minute, ma purtroppo la Lazio non si è rivelata una sorella come le altre che dicevano sono tutte 7 sorelle, tutte possono vincere lo scudetto. È complicato recuperare 5-6 posizioni di classifica in generale. Di conseguenza, ragazzi, questo è. Io questo vi avevo detto, non vi aspettate nulla di che, perché niente di che avverrà e non è proprio nelle nostre possibilità. Aspettiamo sempre Bezos. Noi poi ce ne andremo live in questi giorni. Voi iscrivetevi al canale Telegram che trovate sotto in descrizione e saprete dove io vado live. Andiamo live qua su questo canale, andiamo ospiti da altre parti. È importante seguire tutto perché ci sono degli aggiornamenti e dobbiamo valutare. Voi mi fate sapere nei commenti quale operazione di mercato vi ha impressionato di più. Quelle là, insomma, quelle là che abbiamo visto, abbiamo capito, Vlahovic è chiaro, Gosens è chiaro. Però per esempio il Torino si è mosso molto, non so se molto bene o molto male, hanno venduto parecchio ma hanno preso anche tanto. Ricci, la Salernitana ha cercato di fare questa rivoluzione. Cambierà qualcosa a livello di classifica o resterà più o meno tutto quello che è, tranne secondo me una Juventus che ha messo una forte ipoteca sulla qualificazione Champions da New York. Valerio Fluido è tutto, come vedete io sono sereno, non mi arrabbio, non faccio dissing, non faccio sfoghi, non mi aspettavo niente di che e niente è successo, siamo ai dettagli. È fatta, gli esperti di mercato, è fatta, non è fatta, e non è fatta nemmeno per Oliveira, perché c'è stato pure un periodo in cui il Napoli a gennaio noi ci prepariamo per giugno e si facevano ufficialità per giugno. Io avrei voluto dei rinnovi, mi sarebbero piaciuti dei rinnovi, o fai Meret o fai e confermi Meret, o fai Fabian e confermi Fabian, o mi fai una bella operazione Mertens dove almeno mi fai sentire. Niente, non è successo niente di tutto questo. Speriamo bene, il futuro è incerto.
e bisogna essere onesti, il futuro è incerto, poi ti può andare tutto bene o ti può andare pure tutto male. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.